Nell'8° giorno di febbraio del 1591, Giovanni Francesco Barbieri, il figlio di Andrea Barbieri ed Elena Ghisellini, fu battezzato nella città di Cento, una cittadina piuttosto piccola a metà strada tra Bologna e Ferrara. Prima di essere acclamato come uno dei pittori più eccezionalmente dotati ed originali di tutto il barocco italiano, egli fu conosciuto familiarmente fin dalla sua infanzia come il Guercino, a causa di una condizione di strabismo che si supponeva fosse dipesa da uno shock che egli ricevette mentre era affidato alle cure della sua balia. È probabile che questo difetto in realtà abbia influenzato la visione dell'artista e nello specifico la sua capacità di rendere le forme nello spazio. David Stone, Guercino, catalogo completo, Cantini.